Sentiamola. Da Brainwash, questo è Fedez con Alfonso Signorini. È stato progettato dalla NATO contro i crimini delle piante cariche dello Stato. Un essere senziente, altamente provocante, raffinato e totalmente No, i Blink, io vengo da quella generazione. Mi ha portato al concerto e non è che mi ha detto vai a prendermi un gelato, mi ha lasciato lì, mi ha lasciato lì per tutto il concerto, non ho più finito a fine concerto e è venuto a prendere. Sei rimasto lì A vedermi il concerto. Ma ciao, ma di che hai fatto? Sì, va bene se mettiamo questo amore o Va benissimo, no, va benissimo, va benissimo. qui dove anche un giornalaio può fare il giornalista, ma manifesta comunque Io sì, faccio tutto le cose. Mi piacerà il cinema, quindi. È qualcosa di coincidenze, no, guardo, assimilo. Hai fatto anche un pezzo di Tori Rocce, che è il mio album preferito. Ma sì? Chi è veramente caposaldo Tori Rocce. Sì, era un bel progetto, abbiamo fatto anche dei live. Ma stai lì, in The Sound siamo tutti lì, no? Per quello che dico. Mi ha detto un sacco, a me D'Argent Amico mi ha sempre detto tu sei il Max Pezzali dell'hip hop italiano. Ieri ho visto il mio video, era tipo dietro la scala, con il piumino tirato su e in testa, sai quei cappelli un po' peruviani di lana che hanno anche che vanno anche in moda, sì. Bruttissimo. Ma io veramente non lo riconosceva nessuno. Perché Elio poi racconta sempre del suo rapporto con i fans e della gente che quando lo vede più strano gli grida Elio! Sei tu, sembra un cane. Sei tu? No. Quella è la strada, vedi? E tu che è? Chi fa politica e chi spaccia più o meno hanno la stessa faccia, come l'Europa che ci incoraggia e poi ci piccia nella borraccia e il bilancio non si bilancia, poi mi sembra monarchia assoluta e tu c'hai la pelle a buccia l'arancia che se ti fa poi c'è la spremuta. Fedez con Alfonso Signorini e con